L'ha vissuto. Certamente un bel sogno, soprattutto perché è la creazione di un gruppo di persone, non è l'idea semplicemente di un singolo, la fatica di un singolo, ma di un'equipe di professionisti che abbiamo raccolto in giro per l'Italia, vicini ai nostri ambienti, e che insieme a tanti giovani hanno reso possibile un'idea originaria che abbiamo preso dal Vangelo della giornata di oggi. Abbiamo parlato di ciechi oggi e dell'incapacità di vedere di molta gente e di chi invece sa vedere. È facile tradurre in un linguaggio giovanile questo messaggio biblico, che non è sempre facile da tradurre, però come l'avete realizzato in questo spettacolo concretamente? Beh, prima di tutto ci siamo chiesti che cosa è vero per noi, cioè che cosa dice questa parola a noi nella vita quotidiana, ciò che ci è più intimo dentro questa esperienza. E poi l'abbiamo cercato di tradurre in parole e dalle parole immagini, e poi così ci abbiamo giocato attorno, con ognuno con le nostre capacità e possibilità. E così un po' alla volta abbiamo costruito uno spettacolo che è stato creato in 2 o 3 mesi come lavoro di riflessione, invece come realizzazione concreta semplicemente in 2 giornate. Tu ormai anni che segui questa manifestazione e realizzi questi spettacoli che vogliono, non sono solo dei ragazzi che si presentano e fanno un numero, ma vuole essere anche proprio un'esperienza per loro all'interno dei workshop, vero? Sì, gli workshop sono pensati prima di tutto per dare delle possibilità di imparare ognuno la propria arte, l'arte circense, il canto, la danza, la recitazione, la stessa costruzione delle scenografie. Quindi è formativa per loro prima di tutto per questo, poi perché stanno insieme, lavorano insieme, imparano a dialogare, a collaborare, che è una cosa che tante volte manca, e poi è un'occasione così per scambiare 2 parole buone, per far vedere che Gesù passa anche attraverso le cose che facciamo, attraverso il teatro e l'arte, perché la bellezza è di Dio, e quindi tutte le volte che lavoriamo con la bellezza, creiamo bellezza, gustiamo la bellezza, gustiamo Dio. Ti ringrazio.